Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live con friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca. Un carico di 234 e-bike senza le necessarie certificazioni di conformità prodotte da un'azienda cinese in procinto di essere immesse sul mercato da un importatore italiano, titolare di un'azienda con sede in Slovenia, sono state sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza dell'Autoporto di Fernetti. La vendita al dettaglio delle biciclette elettriche avrebbe fruttato ricavi stimabili in circa 250.000 euro. Il controllo effettuato nell'ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti ha consentito di accertare che le e-bike, pur essendo formalmente provviste del marchio CE, erano dotate di batterie di fatto mai testate, ovvero prive delle informazioni obbligatorie che devono essere fornite all'acquirente attraverso apposita etichettatura, quali ad esempio i dati del fabbricante, l'anno di produzione, il modello, l'eventuale numero seriale. Irregolarità che è stata rilevata in seguito a una disamina delle biciclette a propulsione elettrica oggetto del controllo, appositamente smontate, data la difficoltà di verificare in tali prodotti la conformità di specifiche componenti critiche, quali il motore, la batteria e i cablaggi, non facilmente raggiungibili attraverso un sommario esame esterno. Un altro analogo sequestro amministrativo era stato eseguito nel punto franco nuovo di Trieste pochi giorni fa, con ulteriori 200 e-bike provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, ugualmente riscontrate non in linea con la specifica normativa di settore in vigore. E ora ci trasferiamo all'Abbazia di Rosazzo, importanti novità per quanto riguarda la riqualificazione della cinta muraria, ma anche della strada regionale Udine 19 che corre parallela al servizio. Assessore, qui un finanziamento del Consiglio regionale su proposta dell'Arcivescovo di Udine per il consolidamento di un muro di cinta, ma soprattutto per la sicurezza anche della provinciale. Questo è un intervento della Regione in una zona e in un sito di importanza capitale. Sì, è un sito straordinario della bellezza, ma anche dell'importanza dal punto di vista turistico, non solo. Quindi era giusto e doveroso intervenire con finanziamento, anche cospicuo, perché sono 900.000 euro, per mettere in sicurezza il muro di cinta della struttura, dell'abbazia, ma anche della strada, l'SP19, per cui diventa più percorribile e quindi più sicura per tutti. Quindi duplice traguardo ottenuto, duplice obiettivo ottenuto, sicurezza in strada e bellezza della struttura. E ora parliamo di eventi per quanto riguarda quello che accade in quest'estate 2021. Quasi 20.000 presenze registrate in 242 eventi organizzati da 52 realtà che operano nel mondo della cultura e dello spettacolo. Numeri che raddoppiano avvicinandosi al tetto delle 40.000 unità e ai 390 eventi, considerando le proiezioni cinematografiche al Giardino Loris Fortuna di Udine, i 10.000 spettatori raggiunti dal Far East Film Festival, organizzato per la prima volta dal CEC a fine giugno, gli oltre 6.000 spettatori registrati al festival vicino lontano, anche questo trasferito ai primi di luglio, e le 3.000 presenze agli spettacoli organizzati dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine nella sua rassegna estiva. Sono i dati degli appuntamenti culturali e di spettacolo di Udine Estate 2021 al 31 luglio scorso, di quello che, nelle intenzioni dell'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, un bilancio di mezza estate più che positivo. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio, vediamo appuntamento più tardi per le altre news, chiaramente aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Tante novità potrete vedere da questi giorni, grazie anche alla fattiva collaborazione sempre operativa da parte dei nostri collaboratori, perché siamo un puzzle e ognuno
microfono ha il tassello giusto da incastrare al momento giusto. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.